Buongiorno dal TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Schifani ha governato bene, così il vice premier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani alla convention del partito a Noto. Condivide la linea del presidente della regione e conferma la ricandidatura alle prossime regionali. Papa Leone XIV ha origini siciliane. La conferma arriva da una ricerca franco-statunitense e dai documenti ritrovati nell'archivio del comune di Milazzo, da dove è partito il nonno paterno del Santo Padre. Rai depesteggia colpi di spranga in discoteca per aver urtato una ragazza. In due identificati grazie ai social sono accusati di lesioni aggravate. Ancora violenza negli ospedali siciliani. Un medico del pronto soccorso del civico di Palermo è stato aggredito da un giovane di 21 anni. Per il dottore è stato necessario il ricovero in ospedale. Carburanti, è entrata in vigore la riforma delle accise. Per effetto del nuovo decreto sale il prezzo del gasolio e scende quello della benzina. Donne, leadership e diritti è il tema provocazione posta al centro di un incontro da Assostampa Catania. Donne in campo senza bisogno di pari opportunità. E poi il calcio, Serie B, Palermo in campo stasera con la Juve Stabia per il turno preliminare playoff. Rosanero obbligati a vincere. In C, spareggio salvezza allo Zaccheria tra Foggia e Messina. Ai giallorossi serve la vittoria per evitare la Serie D. Poi il basket, la Shark Trapani sfida Reggio Emilia nella gara d'esordio dei playoff scudetto. I Granata sono la prima squadra siciliana a lottare per il tricolore di pallacanestro. Dunque, bentrovati. Schifani ha governato bene, così il vice premier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani alla convention del partito a Noto. Condivide la linea del presidente della regione e conferma la ricandidatura alle prossime regionali. Sulla sanità dice: entro fine legislatura le cose andranno meglio. Francesco Aloi. Ha governato bene, è uomo di grande esperienza, grandi risultati, cresce nei sondaggi, quindi è giusto che continui a fare presidente della regione. Quindi centrodestra unito? Assolutamente sì. Schifani candidato alle prossime regionali. La conferma arriva direttamente da Antonio Tajani. Il vicepremier è in Sicilia, però in veste di segretario del suo partito. E dalla convention di Forza Italia, Noto, rinnova il suo totale sostegno a Schifani e condivide la linea per contrastare la siccità nell'isola. Ieri sera ho parlato con il presidente Schifani, era soddisfatto perché si stavano riempiendo gli invasi grazie alla pioggia che c'era stata, quindi dobbiamo lavorare, il governo aiuterà certamente il governo regionale che mi pare che stia facendo molto bene in questa direzione. La regione intanto ha detto no alla proposta di WeBuild sui nuovi dissalatori, progetto troppo costoso, ma da Palazzo dei Normanni assicurano che entro 60 giorni ne saranno attivati 3, a Trapani, Gela e Porto Empedocle. Non si possono fare spese che gravano troppo sui cittadini e quindi questo è il motivo per il quale è stato risposto di no, ma che è soltanto una scelta tecnica, non di tipo politico. Ma in Sicilia, oltre alla siccità, c'è il problema della sanità. Credo che entro la fine di questa legislatura regionale le cose andranno meglio. Papa Leone XIV ha origini siciliane. La conferma arriva da una ricerca franco-statunitense e dai documenti ritrovati nell'archivio del comune di Milazzo, da dove è partito il nonno paterno del Santo Padre. Francesco Triolo. Papa Leone XIV sarebbe siciliano, esattamente di Milazzo, è quanto avrebbero scoperto studiosi di genealogia americani e francesi. Gli atti ufficiali conservati al comune di Milazzo confermerebbero la ricostruzione che i genealogisti della Genealogy Discord Server e del Centre de Genealogie hanno pubblicato nei giorni scorsi riguardo una possibile origine italiana di Papa Prevost. Se dovessero essere confermati gli studi che sono stati effettuati, effettivamente la persona individuata come il nonno dell'attuale pontefice è nato a Milazzo, settimo di 8 figli di una famiglia abbastanza numerosa che tra le altre cose aveva la propria dimora all'interno di una via che si chiamava via Ottaviano, oggi via Umberto I, dove c'era la chiesa di Sant'Agostino.
Il nonno paterno, Salvatore Giovanni Rigitano, nato a Milazzo il 24 giugno 1876 nella casa di via Ottaviano. Secondo quanto ricostruito dai dati di Ellis Island, il nonno del pontefice emigrò in America nel 1904. Lì diventa John, conobbe Susanna e poiché era sorto un caso, visto che era già sposato, decise di cambiare cognome in Prevost, il cognome della madre e la nuova moglie. Intanto aveva iniziato a insegnare lingue, italiano incluso, e proprio al suo lavoro si lega la chiave di questo giallo, un annuncio pubblicitario di un tale Rigitano Prevost sul Chicago Tribune del 6 maggio del 1934. Nel 1940 poi è lui stesso a dichiarare, come richiesto dalle autorità, di non essere cittadino americano, di chiamarsi John Rigitano Prevost, ma di essere arrivato negli Stati Uniti con il nome di Salvatore Giovanni Rigitano. Mi auguro che dovesse essere tutto confermato, attraverso la segreteria di Stato Vaticano si possa addivenire anche ad un minimo di incontro con la comunità milazzese. Individuati grazie ai social, 2 giovani che avevano aggredito 4 persone in una discoteca di Catania sono accusati di lesioni aggravate. Orazio Longo. Quando il social diventa strumento di indagine, usano Facebook, Instagram e TikTok non per registrare balletti o pubblicare selfie, ma per individuare ed eseguire una misura cautelare nei confronti di 2 persone. La polizia di Catania, su disposizione della procura distrettuale, ha sottoposto all'obbligo di dimora e di presentazione giornaliera in commissariato, con divieto di allontanamento notturno dalla propria abitazione, 2 giovani di 26 e 27 anni ritenuti gli autori di un'aggressione avvenuta in una discoteca il 21 aprile del 2024. Eccole le immagini di quella sera, l'aggressione che aveva avuto come pretesto una discussione con una ragazza per una involontaria spinta sulla pista da ballo era iniziata all'interno della discoteca, interrotta prima dello scontro fisico vero e proprio dall'addetto alla sicurezza. I 2, una volta allontanati dal locale, come animati da un sentimento di vendetta, insieme ad altri soggetti organizzano una sorta di spedizione punitiva, armandosi di tondini di ferro divelti da una pista ciclabile, pronti a colpire le vittime intente ad uscire. Nella ricostruzione dei fatti operata dagli inquirenti, utilizzando anche immagini di videosorveglianza e riconoscimenti fotografici, sembrerebbe che l'aggressione si sia svolta in 2 fasi tra le 2 e le 3 di notte, la prima in danno di un ragazzo afferrato per la maglietta, poi strattonato e colpito con schiaffi e pugni, la seconda un'ora dopo all'esterno del locale con spranghe in metallo in danno anche di altri 3 soggetti che erano insieme alla vittima. I social hanno consentito di comparare i soggetti ripresi dal sistema di videosorveglianza con quelli postati sui profili. I 2 sono ritenuti responsabili in concorso tra loro di lesioni aggravate da futili motivi, dall'avere posto in essere il fatto da parte di più persone riunite e con armi improprie. Ancora violenza negli ospedali siciliani. Un medico del pronto soccorso del civico di Palermo è stato aggredito da un giovane di 21 anni. Per il dottore è stato necessario il ricovero in ospedale. Marco Gullà. Ancora aggressioni, ancora violenza negli ospedali siciliani. Un nuovo grave episodio è successo la scorsa notte all'interno dell'ospedale civico di Palermo. Un giovane palermitano di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di lesioni gravissime e interruzione di pubblico servizio dopo aver colpito con un pugno al volto un medico in servizio al pronto soccorso. Il ragazzo è fratello di un minorenne che la scorsa sera ha investito con uno scooter in via Borriposo un pedone che si trova in gravissime condizioni, ricoverato in neurochirurgia. Il minorenne era stato trasportato prima all'ospedale Bucchieri La Ferla e poi al civico. Insieme al ragazzo sono arrivati i parenti che nel corso della notte si sono alternati dentro l'area critica. Erano prima entrati il padre e poi la madre senza alcun problema, poi il fratello di 21 anni. Il medico di guardia, erano le 4 di notte, ha chiesto 2 volte al ragazzo di abbassare il tono della voce. Il giovane disturbava il lavoro dei medici e anche il riposo dei pazienti. Per tutta risposta l'indagato ha colpito il medico. Per il dottore è stato necessario il ricovero in ospedale. Ancora una volta il tema della sicurezza nei pronto soccorso, nonostante le misure adottate, si ripropone puntualmente. Il personale sanitario è frequentemente costretto a operare in un clima di stress, aggressività e violenza che è ingiustificabile e che stigmatizziamo con decisione. La nota dell'azienda sanitaria del civico di Palermo.
E proprio la sanità siciliana sarà al centro della nuova puntata del Punto, l'approfondimento di Luca Ciliberti, in onda in diretta oggi alle 14.30 su Telecolor e domani alle 14 su Antenna Sicilia. Professionisti costretti a lavorare in condizioni sempre più difficili, lo dicono i numeri, vittime di aggressioni anche i volontari del 118. In studio tra gli ospiti del dibattito ci saranno medici, infermieri e soccorritori che testimonieranno le loro quotidiane condizioni di lavoro. Con loro i deputati Nuccio Di Paola del Movimento 5 Stelle e Valentina Chinnici del PD e l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Ruggero Razza. Collegamenti live anche con la convention di Forza Italia a Noto. E adesso ci occupiamo dell'incidente mortale, è successo la scorsa notte sulla strada statale per Mister Bianco. Un motociclista perde il controllo della moto e sbatte contro il guardrail. Il servizio. La moto continua la sua corsa da sola per 100 metri. Il motociclista ha perso il controllo e cadendo sbatte contro il guardrail di ferro. Non c'è stato scampo per un uomo di 35 anni di Camporotondo che ha perso la vita sulla statale 121, vicino allo svincolo per Mister Bianco in direzione Paternò nel Catanese. In piena notte sono intervenuti il 118 e i carabinieri di Mister Bianco, che hanno fatto i primi rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente. Il magistrato ha anche disposto l'autopsia sul corpo della vittima. Sul tratto di strada dove è avvenuto l'impatto è installato l'autovelox. Agrigento, il crollo in via Vicolo Ospedale Cavalieri di Malta, nel cuore della via Atenea. Parla uno degli sfollati, il servizio di Davide Sardo. Io giorni fa avevo segnalato agli operai dell'azienda o dell'impresa che stava facendo questi lavori che questo muro poteva cadere da un momento all'altro. Già gliel'avevo detto. Io un giorno sono sceso giù, c'erano gli operai che stavano scavando, stavano realizzando sta buca per mettere le vasche. E glielo dissi, attenzione, guardate che questo muro vi crolla addosso. Un avvertimento inascoltato, poi il crollo. E oggi Giovanni Palazzotto, costretto a lasciare la sua casa, cerca un tetto sotto cui dormire. Si trovava fuori sede al momento del cedimento del muro in Vicolo Ospedale Cavaliere di Malta, ma la sua casa è stata dichiarata inagibile. Il mio stato d'animo è pessimo, cioè di una persona che si ritrova senza casa da un momento all'altro, un alloggio dove vivere e attualmente sono fuori casa, cioè mi ritrovo a essere ospitato o da un amico o dalla mia compagna o di qualcuno che, dico, provvisoriamente mi accetta a casa sua. Io avevo il mio alloggio, la mia casa e ora non ho più niente. Prima del crollo del muro che faceva parte del cantiere del polo universitario, l'allarme è ignorato e ora, tra le macerie, resta la rabbia di chi aveva visto tutto arrivare. Io stamattina sono andato a fare anche una denuncia perché ho esposto i fatti come sono stati. Tra l'altro io mi lamentavo dei rumori, mi lamentavo delle vibrazioni, mi lamentavo delle polveri, ma guardi, il problema è che qua lo lavoravano in barba a tutte le autorizzazioni, a tutti i decreti, lavoravano proprio alla carlona. Altra spedizione punitiva a Paternò in provincia di Catania nei confronti di un trentenne nordafricano che avrebbe seguito alcune ragazze minorenni e ne avrebbe aggredito alcune molestandole. Le vittime si sono messe in salvo entrando in un negozio, ma per l'uomo è scattato poi un raid punitivo da parte di una decina di cittadini che lo hanno cercato, rintracciato, accerchiato e colpito con schiaffi e pugni. La spedizione punitiva è stata interrotta dai carabinieri. Durante l'intervento un militare è rimasto ferito. E cambiamo argomento, parliamo di carburanti. È entrata in vigore la riforma delle accise. Per effetto del nuovo decreto sale il prezzo del gasolio e scende quello della benzina. Tonino De Mana. La riforma delle accise è in realtà con un ritocco al rialzo per il diesel ed un piccolo taglio per la benzina. Si tratta di una misura che punta a riequilibrare il peso fiscale tra i due carburanti e a sostenere economicamente il trasporto pubblico. Se nel breve periodo l'impatto può apparire modesto, è sul lungo termine che la manovra mostra i suoi contorni reali. Il riordino delle accise è infatti pensato per proseguire nei prossimi 5 anni secondo una logica di progressiva armonizzazione. Già quasi tutte le compagnie petrolifere, i privati e i retisti
hanno adeguato i propri listini, aumentando da 1,5 centesimi a 2 centesimi il prezzo del gasolio e scontando dello stesso importo il prezzo della benzina. Ovviamente va a vantaggio del governo, perché il parco auto in Italia è composto per il 67% da macchine a gasolio. E all'orizzonte, complici gli attuali scenari internazionali, si prevedono nuovi rincari. Con i nuovi accordi che sta concordando il Presidente degli Stati Uniti, un nuovo balzo del prezzo del petrolio, e questo si ripercuoterà sui prezzi di listino alle pompe. Addirittura ci aspettiamo un aumento dei prezzi, anche perché adesso si avvicina la stagione estiva e quindi aumenteranno gli spostamenti degli automobilisti. Dopo 8 giorni intanto è tornata a salire la benzina verde, che al self ha superato la soglia di 1,70 € al litro. Donne, leadership e diritti. A Sostampa Catania questa mattina pone al centro di un incontro una provocazione. Donne in campo senza bisogno di pari opportunità. Eva Spampinato. In Italia le donne studiano di più, si laureano prima e con voti più alti rispetto agli uomini, ma quando si tratta di potere qualcosa si spezza. È quanto emerge dal report 2025 Sesso e Potere, un'indagine che squarcia il velo su una realtà ancora profondamente ineguale. Se in qualche modo pensavamo che le donne avessero preso il sopravvento rispetto agli uomini in quelli che sono gli ambienti decisionali, questo report ci dice che assolutamente non è così. Se ne è parlato oggi durante un incontro su donne, leadership e diritti promosso da Sostampa e dalla Commissione Pari Opportunità e di Genere del Sindacato dei Giornalisti. Un appuntamento per riflettere sulla realtà professionale femminile in Italia, dove nonostante il merito e le competenze, le donne restano spesso ai margini del potere. Su 135.000 posizioni di potere, solo il 35% è ricoperto da donne. Solo il 20% delle università italiane, ad esempio, ha un rettore donna. Se poi prendiamo l'ambito del giornalismo, i quotidiani abbiamo solo 2 direttrici su 15.000 donne che lavorano nell'ambito del giornalismo. Qual è il passo più importante da compiere per trasformare il talento femminile in reale leadership? Certamente occorre un passo culturale verso la fiducia nei confronti delle capacità delle donne di affermarsi. La Costituzione italiana, le leggi hanno fatto molto per cambiare un po' il corso della storia. Ovviamente manca l'ultimo passo perché questa condizione della donna sia davvero consolidata. E adesso una pausa, tra poco la nostra pagina sportiva, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, Palermo in campo nel turno preliminare playoff, Rosanero Almenti contro la Juve Stabia, ai siciliani serve solo la vittoria se vorranno passare il turno. Marco Bullà. Ancora non è finita, poi so benissimo che io sono arrivato qua per cercare di fare il massimo, ad oggi il massimo è questo, poi sono soddisfatto? No. Ma ancora ce la possiamo giocare. Il Palermo ci crede e vuole stupire. Dopo un campionato decisamente anonimo, oggi per i rosanero iniziano i playoff. A Castellammare contro la Juve Stabia i siciliani hanno un solo risultato da centrare, la vittoria. In palio c'è la semifinale contro lo Spezia. Ma dobbiamo star dentro alla partita e alle partite che ci saranno, perché non sarà finita se passeremo in vantaggio, se passeremo in svantaggio, se saremo pari al 90°. In caso rosanero è un momento delicato, il fallimento è all'orizzonte, ma c'è anche la possibilità di poter sovvertire tutto, dentro o fuori. Il Palermo dovrebbe scendere in campo così: Audero tra i pali, Diachité, Bania e Ceccaroni in difesa, Pierozzi, Blen, Gomez, Di Francesco a centrocampo, Segre, Brunori e poi Ampalo in avanti. Juve Stabia solida e compatta, soprattutto in casa. I pericoli per il Palermo potrebbero arrivare da Piscopo, Adorante e Candellone. Anche Floriani, Mussolini non è male. Start alle 19:30. Oggi allo Zaccheria, gara di ritorno dello spareggio salvezza tra Foggia e Messina. Ai giallorossi serve la vittoria per evitare la Serie D. Sergio Colosi.
Vincere per salvarsi, un Messina disperato dopo lo 0-0 dell'andata gioca oggi a Foggia per un solo risultato. I pugliesi invece, in virtù del migliore piazzamento nella regular season, per un posto nella prossima Serie C possono vincere o pareggiare. Per l'impresa serve una squadra diversa negli uomini e tatticamente rispetto alla gara di sabato scorso, attesa fino ad un certo punto. Occorrono coraggio e determinazione. Il tecnico Gatto prepara un 11 più offensivo, pronto dell'Aquila a destra per uno spento Petrucci con l'arretramento di Garofalo, a sinistra possibile staffetta Gianfi Averi. Mi aspetto un Foggia sicuramente che vorrà raggiungere la salvezza come noi, quindi non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo raddoppiare le forze perché è quello che vogliamo anche noi e sono certo che i ragazzi faranno di tutto per portare la vittoria a Messina. Novità e Mausso per il Foggia di Gentile, che nel reparto arretrato ritrova Camigliano assente per squalifica al Franco Scoglio, 6.000 spettatori allo Zaccheria, trasferta vietata ai tifosi giallorossi. In casa Catania dalla settimana prossima partirà anche in termini di organico la programmazione per il prossimo anno e si parte con alcune certezze. Marco Carli. Operazione 2025-2026 già partita. Dall'incontro fra la dirigenza e Toscano della prossima settimana si ripartirà anche per disegnare le strategie del Catania e farlo per tempo, magari come ha fatto l'allenatore Cesena con le alchimie giuste trovate al secondo anno. Ma da chi riparte il Catania? Sicuramente da Dini, capace di trascinare i suoi con una serie di interventi importanti. Nell'immaginario collettivo resta la doppia parata sul rigore di Caturano e poi su Schimmenti, ma ce ne sono state altre anche nell'ultimo atto a Pescara. In difesa i capisaldi sono Di Gennaro, trascinatore e guida del reparto arretrato e anche del gruppo. A Pescara a fine primo tempo dichiara che la squadra ci crede e darà tutto ed è lui a segnare la rete del vantaggio che illude su un potenziale passaggio del turno. E poi Gherardi, partito titolare, poi finito nel dimenticatoio, diventato fondamentale nel finale, lo sarà anche nella prossima stagione. Anastasio, gol e assist, e Raimo, corse ed equilibrio tattico rappresentano ipotesi di spessore. A centrocampo spicca Quaini, squalificato per 4 turni dopo il finale di Pescara, ma una stagione di ottimo livello anche per merito della sua duttilità. Di Tacchi un leader, la sua assenza ha pesato nei periodi difficili, quando è rientrato ha ripreso in mano la mediana. Lunetta, Stoppa e Jimenez sono giocatori che hanno dato un contributo anche importante in taluni casi, anche se nel caso di Jimenez qualche altalena di rendimento, se modificata, può farlo diventare un vero protagonista. Come è stato inglese, 16 gol stagionali, contiamo anche quelli con Turris e Taranto, partite giocate che per la classifica marcatori devono avere un peso. Con un'alternativa o un compagno di reparto potrà dare ancora di più e per questo ci potrebbero essere, in attesa del mercato, Ciccerelli con Cianci al rientro dalla Ternana se i rossoverdi non vanno in B. Iniziano stasera i play-off della Serie A di pallacanestro, per la prima volta anche una squadra siciliana, la Trapani Shark. Franco Camarrasana. In Serie A di pallacanestro inizia la corsa a scudetto nelle ultime 3 stagioni appannaggio dell'Armani Milano. Si comincia con i quarti di finale con le prime 8 classificate nella stagione regolare. Per la prima volta nella storia ai nastri di partenza anche una squadra siciliana, la Trapani Shark, seconda in classifica dopo la sfida di sabato scorso persa all'overtime con la Virtus Bologna davanti a 10.000 spettatori. Nei quarti Trapani dovrà vedersela con Reggio Emilia, partita con tante insidie, come precisato alla vigilia dal coach granata Jasmin Repesa. Sappiamo che è playoff, una competizione completamente diversa. Là non si può fare errore. Questa è prima cosa. Seconda cosa, una competizione dove si gioca ogni 2 giorni e nostra squadra tutto l'anno ha giocato una partita a settimana. Dobbiamo stare attenti, preparare la partita bene, fare buoni recuperi dopo ogni partita per incontrare ogni prossima in condizioni migliori che possiamo avere. Si giocherà ogni 3 giorni. Prima partita stasera a Trapani, inizio alle 20:45, le corazzate Armani Milano e Virtus Bologna le favorite della vigilia, ma Trapani vuol provare ugualmente a scalare la montagna. E per questa edizione del TG Sicilia è tutto, prossima edizione alle ore 20, grazie per averci seguito e buona giornata.